Parenzo incontra Chioggia e la tocca in centro alla sua storia. L'arte orologiaia, ovvero andando a riscoprire l'orologio più antico del mondo, il tutto in seno al progetto dedicato all'orologeria antica da ambo i lati dell'Adriatico e nei rispettivi entroterra del Veneto e del Friuli, che la comunità degli italiani di Parenzo coordina da oltre un lustro, con l'appoggio delle istituzioni e con il sostegno della Regione Veneto. Il legame tra Chioggia e Parenzo si sta solidificando grazie alle varie iniziative che coinvolgono le due città adriatiche. Non è da molto che la comunità di Parenzo ha presentato un volume in cui si parla degli orologi antichi, che include Istria e Veneto, inserendo in questa descrizione anche il più antico orologio da torre ancora funzionante, proprio quello della Torre di Sant'Andrea. Per descrivere gli intenti degli studi che hanno portato alla stesura del volume, prima si è tenuto un incontro a Parenzo e poi uno successivo a Chioggia. L'incontro che si è tenuto nella nostra città è stato molto rappresentativo ed importante. Gli studiosi che sono intervenuti si sono prodigati nel raccontare l'accoglienza che è stata loro riservata da parte della città e dell'amministrazione. L'incontro si è tenuto alla presenza dell'assessore alla cultura Elena Zennaro e a parlare del nostro orologio sia in questa occasione che nella precedente Parenzo il dottor Angelo Frascati, intenditore studioso dell'orologio che fu realizzato forse dal Dondio, forse no. Sul canale YouTube di Chioggia Azzurra lo spezzone video in cui la televisione croata parla dell'incontro che si è tenuto nella nostra città. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera, qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.